Milano Cortina 2026, a Venezia in questi minuti l'avvio del primo vertice operativo della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali con i governatori Zaia e Fontana e i sindaci Sala e Ghedina. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, ferocissimo contro il modo di governare del Movimento 5 Stelle, con loro la libertà è in pericolo, attacca. Ieri sera a 20:10 l'ex sottosegretario dell'economia Zanetti ha detto sono fuori come dei balconi. Assurdo incidente per un bimbo di 8 anni nel Bellunese, il piccolo cade con la bici e finisce infilzato dalla parte appuntita del manubrio, è grave l'ospedale a Treviso. Salva per miracolo una coppia finita con l'auto nel greto del fiume Adige a Verona, la macchina rimane in posizione verticale con la parte anteriore immersa nell'acqua, l'intervento dei vigili del fuoco. Emergenza spaccate a Padova, ieri sera i commercianti del centro storico sono scesi in strada con un presidio davanti al comune, inviata una lettera al ministro Salvini. Ieri ripresa del nuovo film di Spider-Man con Campo Santa Maria Formosa Venezia nel caos per esigenze di 7, non sono mancate le polemiche. A Castelfranco multe fino a 500 euro per gli sposi che sporcano durante i festeggiamenti, il giro di vita del sindaco Stefano Marconi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Allora, in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, ci sono le Olimpiadi invernali 2026, la corsa alle Olimpiadi invernali 2026, perché come vedete già dalle immagini del nostro collegamento in diretta, in questi minuti sta per iniziare il primo vertice operativo della candidatura italiana. Come sapete il CONI ha scelto di portare a Buenos Aires, al CIO, la candidatura a Milano-Cortina o Cortina-Milano, e quindi a Venezia è stato preparato e predisposto proprio in questi istanti il primo vertice operativo con la presenza dei governatori Zaia e Fontana, quindi Veneto e Lombardia, e i sindaci Sala e Ghedina, quindi Milano e Cortina. Quindi il primo passo tecnico importante, anche perché poi ci dovrà essere la scelta, in attesa della scelta ovviamente del CIO a livello internazionale, ma come sappiamo da queste settimane le probabilità della vittoria della candidatura italiana sono molto forti. Allora ci colleghiamo in diretta con Palazzo Balbi, non lo vediamo perché è in una posizione insieme agli altri giornalisti un po' defilata, ma dovremo avere Tommaso Stoppa che ci racconta un po' questi primi minuti prima dell'avvio dei lavori, e poi ci ricollegheremo evidentemente durante il telegiornale per capire cosa stanno dicendo i protagonisti di questo primo vertice. Tommaso? Non sento ecco, sento Tommaso. Tommaso, ci sei? Ok, allora c'è un problema sul collegamento, vedo però le immagini e quindi torneremo subito a collegarci con Venezia appena si risolve il problema di linea. Come sappiamo, come vi abbiamo detto, deve ancora iniziare, avete appena visto le immagini, si sta predisponendo ovviamente la preparazione del primo vertice, anche per capire cosa è stato deciso e cosa verrà deciso in questo primo vertice importante per la candidatura di Milano e Cortina. Allora noi andiamo avanti nel frattempo e parliamo delle feroci parole espresse ieri dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Parliamo della manovra economica in primo piano ovviamente, ma non solo, ed è un attacco fortissimo del primo cittadino del capoluogo lagunare contro il Movimento 5 Stelle. Sentiamolo. Attenzione a tutti, la libertà è veramente in pericolo con questi matti. I 5 Stelle sono matti, non hanno una responsabilità. Un attacco senza precedenti alla componente pentastellata del governo arriva dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A far scattare il primo cittadino la polemica tra il vice premier Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, reo di aver criticato il DL Dignità. Matteo ha detto una cosa, ricostruisce Brugnaro, l'hanno sentita come una protesta e allora tutti quanti addosso l'hanno minacciato. E questa cosa è l'ennesima vergogna che è successa. Il presidente Zoppas ha fatto delle affermazioni assolutamente libere, dignitose, rispettose tra l'altro, che forse hanno urtato la sensibilità di qualcuno, o ti va bene che fai protesta solo tu, e se io ti rispondo non va bene. Questa si chiama libertà e democrazia, dobbiamo difendere, per cui massima solidarietà al presidente Zoppas e guai a chi lo minaccia. Poi ogni giorno un ministro dice una cosa e un altro ne dice un'altra, rincara da dose il sindaco. Non è questo il modo di governare. In campagna elettorale non hanno detto faremo questo, hanno detto tutto a tutti per prendere voti. È facile protestare e offendere, si fa presto a distruggere, e nel costruire conclude che non mi sembrano particolarmente efficaci.
Le polemiche sulla manovra vengono anche dall'ex sottosegretario, l'ex viceministro Enrico Zanetti, ex viceministro, ex sottosegretario proprio all'economia. Ieri sera era ospite di 20 e 10, ha detto la flat tax per le partite IVA l'avevamo introdotta noi, ora questo intervento va a beneficio di poche centinaia di migliaia di partite IVA. E poi anche l'ex viceministro veneto attacca i 5 Stelle con una battuta, sono fuori come dei balconi. Cioè, responsabile, sono usciti su un balcone a festeggiare. Una settimana fa, a distanza di una settimana, hanno cambiato i numeri, quindi dovremmo attenderci un'altra balconata. Questi sarebbero responsabili? No, beh, immagino no, sì, perché cioè, se hanno festeggiato una settimana fa sembrava chiusa, adesso cambiano i numeri, faremo un altro giro di balconata. Del resto credo che abbiano reso ufficiale che sono fuori come dei balconi. Ma efficace adesso, però tra 6 mesi avranno lo stesso effetto boomerang moltiplicato 10 che ha avuto ad esempio Renzi quando ha ridotto le tasse a 10 milioni di lavoratori dipendenti, è uscito dicendo abbiamo ridotto le tasse, gli altri 30 milioni italiani dopo un po' si sono chiesti ma a me non è cambiato niente, di che parli? Qui tu dici iniziamo la flat tax, ripeto, si applicherà l'allargamento, sempre dati delle dichiarazioni fiscali alla mano, a circa 400.000 partite IVA. I contribuenti italiani sono 40 milioni,8, cioè stiamo parlando di un primo passo che è uno stato avanzamento lavori dell'1%, quindi ci vogliono dal loro punto di vista 100 anni per introdurre la flat tax, e gli altri il 99% di contribuenti, quando tra qualche mese loro vedranno che a loro non è cambiato niente in termini di riduzione del prelievo. Che diranno? Cioè, diranno, ma questi ci hanno preso in giro. Questo è l'ex sottosegretario Zanetti. Vedo in collegamento il nostro Tommaso Stoppa da Palazzo Balbi. Allora mancano davvero pochi minuti all'inizio di questa spiegazione del primo vertice, vero Tommaso? Sì, buongiorno, siamo qui, il vertice è in leggero ritardo, meglio la conferenza stampa è in leggero ritardo, ma dovrebbe iniziare proprio a minuti. La riunione è ancora in corso fra i due governatori, Zaia e Fontana, e i due sindaci di Cortina e Milano. Dovrebbero tra poco uscire da questa porta e dirci che cosa hanno deciso. Si tratta di una riunione tecnica, una prima riunione tecnica per mettere insieme questi due dossier, i dossier precedenti di Milano e Cortina. Dei due bisognerà naturalmente farne uno e quindi bisogna fare la cosiddetta divisione dei pani e dei pesci, decidere quali specialità verranno ospitate in una o nell'altra delle due località, e c'è una società di consulenza che si sta appunto occupando di questo, anche perché i tempi sono piuttosto stretti. Entro la fine dell'anno bisogna chiudere con il progetto per poi andare a portarlo a Buenos Aires. Questo per il momento è quanto possiamo dirvi, non molto perché appunto la riunione è ancora in corso. Torneremo tra pochissimo a collegarci per mandarvi in diretta quanto ci diranno. Grazie a Tommaso Stoppa. I tempi appunto corrono, a gennaio del prossimo anno a Buenos Aires il CIO dovrebbe dare una indicazione poi sulla scelta della candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. Noi continuiamo con la cronaca, continuiamo parlando di un grave incidente stradale che è avvenuto a Belluno poco dopo le 10:15 di questa mattina. Alle porte di Belluno due auto si sono scontrate sulla statale 50 all'altezza dell'incrocio che porta nella frazione di San Fermo. L'impatto violentissimo ha causato la morte di Antonio Tamburlin, 75enne di Belluno. Ecco, però vedo che dal monitor che è iniziata il vertice, allora ricolleghiamoci e sentiamo cosa dice il governatore. Presidente della Regione Lombardia, al sindaco Beppe Sala, sindaco della città di Milano, e il sindaco Gianpiero Ghedina della città di Cortina. Come avete capito, noi oggi ufficialmente debuttiamo con quello che sembrava un sogno, no? È ancora un sogno, e lo diciamo nel rispetto dell'assemblea CIO che si tiene in Argentina, quindi queste sono ore cruciali fra l'altro. È però un sogno che speriamo che diventi realtà, che è quello di candidare Milano e Cortina e Milano a queste nuove Olimpiadi invernali 2026. Lo dico con emozione perché quando siamo partiti in Veneto con questa avventura sembrava che fossimo 4 colli, 4 esagitati, magari qualcuno l'ha pensato anche a livello nazionale, però noi ci abbiamo creduto ed è proprio il caso di dire che solo i pessimisti non fanno fortuna. Oggi ci siamo, quindi ringrazio veramente di cuore la Regione
Lombardia, la città di Milano, la città di Cortina per aver affrontato questa partita, che non è stata facile, voi lo sapete, ma non siamo qui per fare polemiche oggi, ma per guardare avanti. E anche consciente del fatto della responsabilità che abbiamo, che è quella di rappresentare le nostre terre, le nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità, il Veneto, il paese, ma anche quello di organizzare una bella Olimpiade. Vi annuncio già che non potremo divulgare moltissime informazioni, siamo in una fase delicatissima, che è quella della redazione dei dossier, poi interverranno nell'ordine la dottoressa Bianchedi, Diana Bianchedi, tra l'altro grande sportiva, che salutiamo, interverrà come esperta e come donna del CONI, e ovviamente Giorgio Re, dottor Re, per parlare poi di quello che tecnicamente sarà questa Olimpiade. Non fate, non pretendete, ma so che ci capite, la sfida è comune, spero che non pretendiate i dettagli, perché i dettagli non li possiamo dire ai nostri competitor, questo è poco ma sicuro. E la partita è quasi una partita a scacchi. Noi sappiamo di avere un bel dossier nel cassetto, qualcosa si legge già nei giornali, ma le cose più belle ancora non si leggono e non si leggeranno finché non le faremo uscire noi. E per cui io dico solo questo, per noi è l'occasione per dire pronti e via, avremo delle tappe ovviamente obbligatorie, intanto capire se CIO nell'Assemblea in Argentina deciderà di farci entrare nella shortlist assieme, ovviamente siamo i 4 che si presentano su Stoccolma, Turchia, Kuala Stoccolma e Calgary, Canada, e poi noi. Ci siamo. È per noi fondamentale entrare nella shortlist e poi iniziare questa avventura che male che vada si dovrebbe chiudere alla volta di settembre 2019 e quindi avremo davanti impegni dove dovremo fare molto veloci le progettazioni, avremo davanti anche una roadshow internazionale per sostenere questa candidatura che però sarà un elemento di promozione per tutti i territori e quindi ancora promozione, ancora sostegno di questa regione che ricordo è la regione più turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche e la prima industria guarda caso in Veneto è il turismo, 17 miliardi di euro. Non aggiungo altro, passo la parola ad Attilio Fontana, prego. Grazie Presidente, anch'io un saluto ai miei amici, ai miei nuovi colleghi in questa grande avventura. Credo che sia un'avventura che valeva la pena di venire percorsa, perché io penso che per il nostro Paese la possibilità di avere un evento olimpico sia assolutamente immancabile, quindi credo che si debba mettere tutte le forze che abbiamo di soluzioni per combattere, per cercare di ottenere. E come diceva giustamente Luca, adesso queste sono le parole del governatore, del pari ruolo del governatore Zaia, Attilio Fontana della Lombardia, che appunto sta dicendo un'occasione che era impossibile da perdere. Sappiamo quali sono state le polemiche anche con Torino, evidentemente ci ricollegheremo magari verso la fine per sentire anche le parole di Sala e Ghedina e poi questa sera ovviamente un ampio spazio con le voci dei protagonisti di questo vertice. Andiamo avanti, come dicevamo, con la cronaca. Vi stavo raccontando prima di ritornare a Venezia di questo incidente mortale che c'è stato questa mattina a Belluno con un 75enne che purtroppo è morto in uno schianto tra due auto e poi c'è da registrare un'altra vittima del virus West Nile, la 16ª in Veneto, è una donna di 63 anni morta all'ospedale Sant'Antonio dove era ricoverata da un mese, soffriva di numerose patologie come è accaduto in questi mesi con le vittime del virus West Nile, molte patologie pregresse e un mese fa era stata colpita da una febbre molto alta. A confermare che la febbre fosse riconducibile al virus West Nile le analisi dei sanitari. E adesso con la cronaca giudiziaria ci spostiamo a Venezia perché nel pomeriggio è attesa la sentenza dell'omicidio di Mariarca Mennella, lo ricorderete, l'ex marito, il marito che era in via di separazione che ha ucciso la moglie 38enne a Musile di Piave poco più di un anno fa. Allora ci racconta quanto accade oggi da Venezia Anna Maria Parisi.
Sì, buongiorno da Venezia, dove è attesa per questo pomeriggio alle 15 la sentenza in procura, sempre qui a Venezia, per l'omicidio di Maria Arca, cioè Maria Archetta Menella, la 38enne di Musile di Piave, lo ricordiamo, uccisa a coltellate dal marito Antonio Ascione il 23 luglio dell'anno scorso, nel 2017. La procura ha chiesto l'ergastolo, la richiesta di condanna è stata formulata dal PM Incardona, titolare dell'inchiesta sul delitto appunto avvenuto a Musile di Piave. Ascione, 44 anni, pizzaiolo, originario di Torre del Greco, è difesa invece dall'avvocato Giorgio Pietramala, che ha deciso di optare per la formula del rito abbreviato, che in ogni caso gli consente uno sconto di 1/3 della pena. È da prevedersi dunque che per lui verranno richiesti 30 anni di reclusione. Naturalmente maggiori dettagli nel corso dell'edizione del telegiornale della sera. E da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi, torniamo nel Bellunese, un altro incidente, questa volta davvero assurdo, con un bambino di 8 anni ricoverato in gravi condizioni adesso all'ospedale Cafoncello di Treviso, che l'altra mattina è caduto dalla sua bicicletta finendo sopra il manubrio. L'incidente è avvenuto a Santa Giustina nel Bellunese, il piccolo stava rientrando da scuola sulla biciclettina accompagnato dalla nonna quando la catena è scesa ed è caduto finendo proprio sul manubrio e il piccolo è rimasto praticamente infilzato dalla parte appuntita della sua bici, un incidente molto grave nel quale ha subito la fuoriuscita di parti interiori dalla parte addominale e quindi data la gravità della situazione è stato subito soccorso dai medici, portato d'urgenza all'ospedale di Treviso in chirurgia pediatrica. La prognosi è ancora riservata. Ed ora il crack della Banca Popolare di Vicenza con la notizia che abbiamo dato nel corso delle ultime ore, cioè che la Cassazione ha bocciato il trasferimento del processo a Trento e che quindi rimane a Vicenza. Crack BPV, nessun trasferimento, la Cassazione ha respinto la richiesta di spostare da Vicenza a Trento il processo per la Banca Popolare di Vicenza. I difensori degli imputati, tra i quali l'ex presidente della banca Gianni Zonin e gli ex vice direttori Emanuele Giustini e Paolo Marin, avevano infatti avanzato questa richiesta sostenendo che nella città berica non c'era un clima sereno per affrontare il dibattimento. La Suprema Corte ha però dichiarato categoricamente inammissibile questa istanza. L'iter processuale, lasciato in stand-by, può ripartire. Prendiamo atto della decisione della Cassazione, proseguiamo nello svolgimento del processo doverosamente il più celere possibile nell'interesse della grande platea di persone che sono implicate. Adesso si può dare qualche tempo, si può capire come si sviluppa adesso prossimamente? Ma io credo che l'udienza preliminare che era stata interrotta riprenderà, direi, a giorni e c'è già un calendario che prevederebbe che si concluda entro questo mese. Una notizia che è stata presa in mattinata con soddisfazione dalle associazioni che seguono i tanti risparmiatori truffati dall'istituto. Sarebbe stata veramente un'ulteriore beffa che ci fosse stato il trasferimento, anche perché avrebbe creato un principio che sarebbe assurdo che un imputato, perché magari viene offeso, sarebbe assurdo che i processi venissero spostati per questo. In tutto questo, altra buona notizia, l'amministrazione comunale di Vicenza, su volontà del sindaco Francesco Rucco, si è costituita per la prima volta parte civile e sarà seguita dal docente universitario, l'avvocato Giovanni Caruso. Questo è un segno che diciamo che traina le persone che hanno perso tutta la fiducia nelle istituzioni, ci voleva questa decisione, noi siamo a disposizione del Comune di Vicenza come tutti i risparmiatori. Risparmiatori che domani, 4 ottobre, saranno a Roma. Domani c'è l'anniversario della giornata del risparmio tradito, la manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso contro il governo, l'ex governo, abbiamo chiesto appuntamento a tutti i gruppi parlamentari, sembra che saremmo ricevuti dal sottosegretario al MEF, visto diciamo, il cambiamento costruttivo e le intenzioni costruttive da parte diciamo, di questo governo del cambiamento, che noi ci auguriamo diventi epocale. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale per tornare a parlare dell'emergenza spaccate a Padova e ieri sera i commercianti sono scesi in strada.
Passeggiata solidale non ronda nelle strade del centro appena calata la sera. I commercianti dell'ACC hanno deciso di manifestare così la loro vicinanza ai colleghi colpiti. 31 le spaccate da agosto nel centro storico di Padova, nel mirino bar, ristoranti, qualche negozio. L'ultimo in ordine di tempo è il ristorante Antico Brolo, dove i ladri, che hanno fatto parecchi danni, non sono riusciti a entrare. La notte prima era toccato al panificio Pasticceria Carlotta di via Zabarella, di proprietà della figlia del presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin. È stata questa una delle tappe dei commercianti, accanto ai quali ha sfilato anche il consigliere regionale della Lega, Fabrizio Boron. Dita puntate contro il sindaco Giordani e la sua amministrazione, considerata inerme, e contro uno dei provvedimenti estivi, il prolungamento dell'orario della ZTL, che avrebbe reso il centro più insicuro. Un caso destinato a finire in Parlamento. Una lettera al ministro dell'Interno Salvini è stata scritta dai commercianti. Anche i parlamentari, De Poli e Zan, chiedono che del caso Padova si interessi il governo. La cronaca di nuovo salva per miracolo una coppia finita con l'auto nel greto del fiume Adige. L'incidente è avvenuto la scorsa notte nei pressi di Lungadige Catena, in centro città a Verona. La macchina con a bordo 2 coniugi, a causa di una fuoriuscita autonoma, è caduta nel fiume, rimanendo, come vedete in queste immagini dei vigili del fuoco, in posizione quasi verticale, con la parte anteriore della vettura immersa nell'acqua e con rischio dunque di capovolgersi nel fiume. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochissimo tempo in assetto SAF, speleo alpino fluviale, hanno tratto in salvo gli occupanti e li hanno affidati alle cure dei sanitari. Ed ora a Chioggia con l'ennesimo maxi sequestro di pesce. Ci racconta quanto accaduto in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. Come dicevate da studio, un maxi sequestro di prodotti ittici privi di tracciabilità o lavorati in modo non conforme alle procedure di autocontrollo è stato eseguito dal personale della Polizia Marittima della Guardia Costiera di Venezia, Chioggia, Caorle, in collaborazione con un ispettore di pesca croato e i carabinieri del NAS di Padova. Complessivamente parliamo di 3 tonnellate di pesce, dei quali oltre 630 kg consistevano in granchi di laguna ancora vivi che sono stati reimmessi in mare. Parte della merce sequestrata è stata donata in beneficenza a un ente caritatevole, mentre la restante sarà distrutta nei prossimi giorni. All'azienda responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro e il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria di Rovigo per frode nell'esercizio del commercio per avere etichettato in maniera ingannevole 75 kg di pesce. È tutto da Venezia, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Ora a Pieve di Soligo, dove la foto di una donna a passeggio col marito ma coperta completamente con il niqab, il velo integrale, scatena la polemica sul web. Lui spinge il passeggino, lei accanto, addosso il niqab, il velo integrale, il volto completamente coperto. La foto finisce sui social network, si scatena la polemica. A sollevare la questione il consigliere regionale della Lega Nord Alberto Villanova, residente proprio a Pieve di Soligo. Un fatto, commenta, che ormai si ripete quotidianamente nel mio paese. Io dico, l'integrazione non deve essere qualcosa che devono fare gli italiani, cioè non lo siamo noi che dobbiamo abituarci a queste situazioni. Devono essere le persone che arrivano, che si integrano, quindi accettano gli usi, i costumi, i valori, le tradizioni e le leggi del nostro territorio e in qualche modo fanno dei passi avanti per integrarsi. E lì non c'è nessuna voglia di integrarsi, questa è la cosa che è più evidente in questi comportamenti. I casi non sono affatto in diminuzione ma aumentano, denuncia Villanova. Questa non è integrazione. La libertà religiosa è sacrosanta e nessuno la mette in dubbio. Altra cosa è andare via travisati per motivi religiosi, cioè visto che per tutti gli italiani è impedito il fatto di andare via con un casco in testa, un passamontagna, questo deve essere uguale per tutti, cioè senza distinzioni di razza, religione e compagnia. Tutti quanti devono avere gli stessi diritti e tutti quanti a viso scoperto. In Veneto l'estate scorsa è stato approvato il regolamento che di fatto vieta l'accesso agli ospedali e altre sedi di enti e società regionali con il burco o il niqab. Ora Villanova dice: avevo presentato un progetto di legge per impedire l'uso del velo integrale in tutta Italia. E questo adesso io ce lo manderò anche al Ministro dell'Interno per vedere se può essere portato avanti a livello nazionale in modo di impedire, come stanno facendo altri Stati europei, perché anche altri Stati europei hanno già vietato l'uso del burqa. Sul web la foto ha scatenato una lunga serie di commenti, molti dei quali danno ragione al consigliere regionale. Una polemica che sicuramente sarà destinata a infuocarsi ancora.
A Venezia ora, dove ieri non sono mancate le polemiche, oltre ovviamente la curiosità per il set hollywoodiano che ha di fatto creato il caos, il finto caos a Campo Santa Maria Formosa per le riprese di Spider-Man. Il colpo d'occhio ha fatto balzare il cuore in gola a molti e ha suscitato più di qualche equivoco sui social, dove nelle scorse ore sono comparse le foto di Campo Santa Maria Formosa completamente distrutto. Per fortuna pietre e calcinacci sono solo di cartongesso e la scena di devastazione fa parte del set per il prossimo film di Spider-Man, le cui riprese sono in corso a Venezia. Il panorama apocalittico è stato realizzato a tempo di record per ospitare lo scontro tra l'uomo ragno e il supercriminale Mysterio. Al termine della giornata di lavoro al campo è stato restituito il consueto aspetto. Bar e trattorie della zona saranno risarcite per il mancato guadagno. La produzione del film Marvel proseguirà nei prossimi giorni a Rialto in Rio dell'Arsenale. La troupe lascerà la laguna il 9 ottobre. Allora Castelfranco, dove se gli sposi sono troppo turbolenti durante i festeggiamenti sul Sagrati delle Chiese, arriva una multa da 500 euro. Coriandoli o riso lasciati a terra dopo il matrimonio? Attenzione, chi lo fa rischia fino a 500 euro di multa. L'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende porre un limite ai festeggiamenti sul suolo pubblico in occasione delle celebrazioni matrimoniali. Dopo le numerose segnalazioni ricevute per imbrattamento di strade cittadine, affissioni illegali di annunci su lampioni e segnali stradali, Stefano Marcon, che oltre ad essere sindaco e anche presidente della provincia, ha deciso di stroncare i maleducati che dopo aver festeggiato abbandonano rifiuti di ogni genere sui sagrati delle chiese e sulle strade comunali. C'è da dire che una volta si puliva anche, oggi magari non si cura più la pulizia così come le si curava all'epoca e quindi l'attenzione che vogliamo porre è a far sì che non ci sia al termine del festeggiamento fuori dalla chiesa dello sporco per terra. Castelfranco Veneto è rinomata per la bellezza del suo centro storico e nonostante negli ultimi tempi ci siano meno matrimoni è una città molto ambita per le unioni nuziali. Bellezza e decoro che tutti i residenti intendono conservare. Credo che sia una cosa ovvia e giusto che lo facciano perché sono loro che imbrattano la città, per cui trovo una cosa giusta. Sì, sono d'accordo, bisogna poi riassettare come era prima. Ha ragione, la città deve essere pulita, è di tutti i cittadini, è il loro compito renderla vivibile visto che ci vivono anche loro. Perché si può fare anche a meno di sporcare per terra. Adesso ci ricolleghiamo a Venezia, siamo in chiusura di TG ma vediamo che sta continuando l'esposizione del piano, ovviamente della prima parte, del primo vertice di questo piano per Cortina Milano 2026, sentiamo di cosa si sta dibattendo in questo momento. La realizzazione delle Olimpiadi e che peraltro prevede un intervento molto importante dei privati, ovviamente non voglio quindi questo è giusto per dare una prima risposta, non so se sia sufficiente. Però l'opinione su questo è un modo diverso, e io condivido totalmente, di vedere il tema dei grandi eventi, perché se no i grandi eventi rischiano di non essere così attrattivi. In passato, ma confesso anche all'epoca di Expo, erano anche un po' la via per avere finanziamenti e lavorare su strade, infrastrutture e via discorrendo, no? Giusto? Certo giusto, perché aiutava il territorio. Ora, però una cosa del genere rischia anche di tenere lontani le città o i territori dai governi, dalla candidatura. Quindi io condivido molto il fatto che in questo caso il CIO chieda di investire su quello che è strettamente necessario. È proprio un cambio di paradigma e questo è il motivo per cui noi saremo molto attenti sugli investimenti, ma saranno veramente impegni low cost. Prego, posso fare? Queste dunque le parole, avete sentito, del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Attenzione agli investimenti, è quello che chiede ovviamente il CIO, ma quindi è un modo diverso, ha detto proprio in questo momento il sindaco di Milano Sala, di ripensare gli eventi. Dunque un tassello importante questo appena pronunciato dal sindaco di Milano Beppe Sala. Siamo in chiusura, vi dico soltanto ore 13, fra pochissimo è giovedì, quindi è la giornata dedicata alla CGIL che risponde alle vostre
esigenze, le vostre problematiche con Paolino Barbiero, segretario SPI-CGIL, quindi sindacato pensionati di Treviso, Umberto Tronchin, presidente di Auser Treviso e Giancarlo Cavallin, sempre di Auser Treviso. E poi questa sera 20:10 con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti che sono Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Simonetta Rubinato del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 4 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione, infatti, sarà soleggiato su tutti i settori. Il cielo risulterà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento con minime tra 9 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma non sono previste ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento ovunque, specie dal pomeriggio, con cielo sereno su tutte le province. Temperature anche in questo caso in lieve aumento, con minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.